Mister, le prime 35 minuti un po' male, poi dopo vi siete ripresi, ma non è bastato. Ma sapevamo che avremmo affrontato una partita difficile perché venivamo comunque da due impegni ravvicinati, siamo arrivati anche un po' come giocatori non al 100%, con diversi giocatori non al 100%, quindi avevamo già quelle difficoltà di partenza. Volevamo cercare di far bene e quindi abbiamo detto, secondo me, sapevamo di magari non poter reggere magari tutta la partita, abbiamo cercato di partire un pochettino più con magari stando un attimino più compatti per poi ripartire. Poi siamo riusciti a prendere un pochettino più di campo, loro sono stati molto bravi a difendersi, hanno trovato questi due gol iniziali e poi hanno avuto la partita un pochettino più in discesa da quel punto di vista lì. Però davvero oggi non posso chiedere di più ai ragazzi perché comunque ci hanno veramente messo tutto. Domenica prossima partita dentro o fuori contro il Ligorna, che ormai è qualificato matematicamente al primo posto. Vediamo un po' che partita sarà. Loro sono venuti da un riposo oggi, quindi diciamo avranno anche meno difficoltà. Noi faremo un po' la conta di quelli che siamo rimasti perché comunque abbiamo perso anche Briozza. Ora non so quale sarà l'esito della problematica, però insomma non è sicuramente un momento facile dal punto di vista degli infortuni, però cercheremo di far mettere giù una squadra per andare a fare la partita e provare a rientrare come last minute nel giro dei playoff. È rientrato Battaglia nel secondo tempo e siete risultati subito molto pericolosi in fase offensiva. Ma sicuramente sappiamo che Matteo è un giocatore importante per noi, non è sicuramente al 100%, avrei voluto poterlo utilizzare magari solo un quarto d'ora, 20 minuti, ma purtroppo ne ho avuto bisogno prima e forse non è ancora proprio al top ovviamente perché è stato fermo tanto, però ci ha dato una mano sicuramente. Guardando la classifica, sorpresa arriva Samba, tu che sei di quelle parti, cosa ne pensi? Ma è una sorpresa, è stata nelle prime giornate, ora non lo è più, nel senso complimenti a loro, complimenti al mister Cesaretti che comunque ha lavorato bene con i giovani già dal settore giovanile, i ragazzi si sono fatti trovare pronti dal punto di vista atletico, probabilmente hanno avuto qualcosina in più rispetto a tutti gli altri, sin da subito e si stanno trascinando comunque sull'entusiasmo dei ottimi risultati, bravi e anche diciamo preparati. Grazie mister.